Attrezzati per soddisfare ogni esigenza in fatto di stupefacenti, dalla pericolosissima chetamina da sciogliere nel drink, da fumare o da sniffare, alle colorate pastiglie di ecstasy, fino alla cocaina, all'hashish e alla marijuana. Avevano veramente di tutto e di più, con sé gli spacciatori arrestati dai carabinieri di Castelfranco durante un blitz in discoteca sabato notte. La Baita al Lago doveva essere il teatro di una serata all'insegna della musica del famoso DJ Jamie Jones. Invece i protagonisti sono stati carabinieri. In 60 si sono infiltrati in borghese alla festa con oltre 1000 giovani presenti, circa 500 quelli che non sono riusciti ad entrare. Poi è scattato il blitz con i cani antidroga e sono spuntati i duetti delle varie sostanze, tutte divise in dosi pronte per essere spacciate. Per quanto ci riguarda, queste operazioni di polizia non devono essere un vanto, ma un campanello di allarme, perché altro non significano che il mercato della droga nel nostro territorio è purtroppo attivo. Oltre ai due 22enni arrestati, altri 3 giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. 6 le persone segnalate in prefettura come consumatori di droga. I carabinieri hanno anche sorpreso un gruppetto di ragazzi intenti a sniffare cocaina da un CD all'interno di un'automobile. Un quadro che ha portato le autorità a chiedere delle misure piuttosto pesanti. Proponiamo la sospensione dell'esercizio e sicuramente nel giro di pochi giorni arriverà il provvedimento di chiusura della Baita al Lago.